Sì, grazie. Innanzitutto ovviamente ARPAV è un ente di controllo, quindi controlla tutte quelle che sono le attività per quanto riguarda suolo, acqua e aria. Quindi non solo rifiuto. No, assolutamente, tutto a 365 gradi quello che riguarda l'ambiente. Io ho portato con me degli appunti che descrivono abbastanza in pillole quello che è stato una presentazione che è stata fatta a Roma come in ogni anno con ISPRA, che è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente, per descrivere quello che è il modello di gestione dei rifiuti urbani in Veneto. Perché chiamano il Veneto? Perché attualmente il Veneto è sul podio d'Italia come regione. Quindi il Veneto come esempio per il Paese? Come esempio, assolutamente. Per dare appunto dei flash, delle pillole, 33 aziende di gestione con bacini di utenza di media di 200-500 mila abitanti, quindi abbiamo due qui presenti. Abbiamo il 98,7%, una percentuale altissima per quanto riguarda la raccolta secco-umido. Alcune regioni d'Italia ci guardano distanziati veramente in maniera importante. L'82% dei comuni ha adottato il sistema porta a porta che permette di crescere come elevate percentuali, ha un prodotto molto migliore e ha migliore produzione ridotta di altri rifiuti. Quindi anche in questo caso sono 470 comuni, quindi l'82% dei comuni veneti, pare quasi il 70% della popolazione che fa il porta a porta. Per andare sempre in velocità abbiamo una quantità di 662.000 tonnellate di organico raccolto in Veneto, sono 134 kg per abitante, dove abbiamo una potenzialità di impianti, quindi la capacità di impianti è notevole per quanto riguarda il Veneto, di 1 milione di tonnellate. Di questi 662.000 tonnellate raccolti, 200.000 tonnellate vengono certificati da ARPAV come compost certificato. Anche qui possiamo andare eventualmente a dire che sono una ventina di impianti di medie e grandi dimensioni, 50 in piccole e via dicendo. Un dato anche importante, perché qui è fondamentale ovviamente la partecipazione del cittadino, perché è il cittadino che dà un contributo fondamentale alla riuscita, ovviamente insieme agli enti locali, alla regione, quindi ai comuni e alle aziende. Perché se il cittadino sbaglia a differenziare, rovina ovviamente a cascata tutto il lavoro di recupero, diciamo, del materiale. Esatto. Un dato importante, il 18% delle raccolte differenziate avviene tramite i centri di raccolta. Il 97% della popolazione del Veneto può usufruirne o di un centro di raccolta o come si chiamano, riciclerie, alcuni le chiamano come vogliamo. Quindi dove posso portare la lavatrice, la bicicletta, il prodotto tecnologico, sono questi? Esattamente, pneumatici o quant'altro, eccetera, la vecchia poltrona o quant'altro, eccetera. Questo sfruttando il fatto che i comuni o in convenzione o all'interno del proprio comune hanno appunto una ricicleria, portano ad avere il 18%, dare come mattoncino, diciamo Lego, il 18% della raccolta differenziata. Andando ancora un po' in velocità abbiamo una 70 impianti di compostaggio, quindi 10 digestori anaerobici, 200 piattaforme di selezione della frazione secca residua, 10 impianti di selezione e appunto i RAE, quelli che come diceva prima sono lavatrici, televisori e quant'altro, 25 impianti di recupero degli ingombranti e 6 impianti di recupero della terra di spazzamento che una volta non era recuperata ma andava in discarica. Quindi questi sono ancora alcuni diciamo flash, ma dopo sempre grazie ai cittadini e grazie anche a volte anche a tante associazioni che danno un aiuto con tutte quelle che sono iniziative di prevenzione, abbiamo tante attività che possono essere dall'Ecofest, i mercatini dell'usato e quant'altro che danno un contributo. Non voglio dimenticare sempre il cittadino, quindi con la propria iniziativa, che quasi 100.000 tonnellate, 110.000 tonnellate all'anno di rifiuto organico non lo mettono in strada. Cosa voglio dire? Utilizzano quello che è il compostaggio domestico quando il comune appunto lo consente, quindi le compostiere, per fare il compost all'interno di casa, quindi nel proprio giardino, eccetera. Quindi evitando il traffico di automezzi per la raccolta e comunque è un fondamentale contributo che viene dato. Ultimo flash che darei, dopo magari ritorniamo se vogliamo fare approfondimenti, è fondamentale, visto che tutti quanti noi abbiamo bisogno dei cittadini, nella maniera più totale e assoluta, è l'informazione capillare costante che viene data. Quindi anche ai giovani, quindi creare una cultura, diciamo, assolutamente. Anche noi stessi come ARPAV, noi svolgiamo tante iniziative per quanto riguarda le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado,
Per noi è fondamentale andare a sfruttare ogni iniziativa che abbiamo, perché soprattutto i ragazzi più giovani sono come delle spugne che portano a casa tutte quelle che sono le attività che facciamo vedere e sono di grandissimo aiuto. Un dato in particolare, anche qui nel 2005 c'è una media di 0,82 euro ad abitante di costo per la spesa per l'informazione, nel 2013 siamo saliti a 1 euro a abitante.